Amici bellini, e che è successo ieri? Mamma mia, è successo veramente di tutto e mi sento contento come se avessimo vinto una partita, ma non è così, non perché non abbiamo vinto una partita, qualcosa è successo, ma sono contento perché Mamma mia, i rumori incredibili. Mi fate una cortesia, ve lo vedete tutto che questo credo sia il video più importante di questo canale. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Adesso ti dico la mia, torniamo al calcio, così Sì. voglio fare cronaca. Se il Napoli fosse una società, devo dare il termine giusto, reattiva, ok? Così non ci becchiamo, reattiva, domani annuncerebbe la fine del silenzio stampa. Boom. Si parlerebbe di calcio e consentiresti a Gattuso, che è stato un grande esempio di sportivo, pure con le sue scandescenze, perché a me non piacque la mano addosso a Amsterdam, però era un focoso, è stato un campione del mondo Gattuso, uno che è andato in TV a dire io ho passato tutta la notte prima della finale in bagno, perché pure io l'ho sentita una finale prima della notte, a parlare della Superliga. Questo è essere una società reattiva sul pezzo. Noi, temo, non avremo domani la conferenza stampa prima della Lazio e non avremo la voce di Gattuso in un momento storico epocale, anche se sarà un buco nell'acqua, eccetera. Questo è molto grave. Poi vogliamo crescere nei social? Sai quante persone direbbero io sto con Gattuso, ho detto mi hai fatto incacchiare per delle scelte, però adesso ho detto vale di più l'uomo, il senso dello sport, quello che stai trasmettendo, che sono i tuoi giocatori, e cresci visto che a me non piace, no? Contano, tu devi andare da Fiorentino Persi, ma quanti like, quanti soci ha? Non ce li ho. Invece vai e dici quanti ha 1 milione di follower? Ah, scusa, vieni pure tu, no? Come noi vogliamo, non noi due, per dire vogliamo, però poi la maglietta no, il museo no, il Centro Paradiso no, quello no, vogliamo incominciare a fare quello. Allora, siccome è la cosa più facile del mondo, perché non costa soldi, non va a bilancio dare la possibilità a una squadra, a un giocatore, queste sono cose importanti e che costano zero a bilancio, zero, quindi te le puoi permettere. Allora amici, dovete perdonare questo inserto, no, che ho dovuto fare dalla live di ieri sera, perché era importante per sottolineare una cosa. Prima di tutto, benvenuto Davide Gargiulo. Seconda cosa, il ringraziamento al nuovo abbonato e ovviamente a tutti gli abbonati, a Davide Palma, nuovo abbonato che mi ha permesso di sbloccare, hai visto? C'hai la tua emoticon personalizzata, che ne pensi? Quante cose! Pure lei. Quindi la nuova divertitevi, ce li avete tutti e due a usare le emoticon eccetera eccetera, ma la cosa è molto importante, finalmente possiamo tornare a parlare di calcio e di campo. Perché se è vero come è vero che è successo il finimondo ieri e ne abbiamo approfittato per fare una live bellissima, e vi invito veramente, se avete un po' di tempo, è lunga ma ci sono talmente tanti spunti e quello che vi ho fatto vedere in forma di estratto è solo uno dei tanti e vi siete resi conto, no, di come le cose, il cerchio si chiude alla fine, le cose che si possono fare e che non si possono fare. Come può il Napoli poi ambire un domani, se si fa veramente una Superlega, oppure se vuoi semplicemente ambire ad essere una squadra internazionale che può contare, che può sedersi ad un tavolo importante decisionale? Devi fare queste cose qua, devi crescere, non puoi permetterti di stare in silenzio sempre. E è un esempio, non è una difesa di Gattuso, anzi, e prendo spunto proprio della partita con la Lazio, proprio per ribadirvi la mia idea che non è mai pro Gattuso a prescindere, e vi faccio vedere questa cosa qua. Se tu non fai parlare, comunque non migliori, non c'è una cosa che migliori, il silenzio stampa non può migliorare, può solo peggiorare le cose. Lo diceva anche Paolo Del Genio in questi giorni, può essere pure che un erroruccio che hai fatto tu Gattuso, una sostituzione sbagliata oppure tardiva, oppure una fase troppo di paura, magari ne parli con i tuoi amici Ambrosini, Costa Curta, che ti dicono una cosa, è capace che ci rifletti di più. Invece no, tu non senti niente e quindi anche questo potrebbe essere una fase di crescita che tu non gli hai permesso. Tu società non hai permesso al tuo allenatore di riflettere anche pubblicamente o di spiegarci quali erano le tue motivazioni per cui hai fatto questo. Io ho intuito un momento di paura e di difesa del risultato, dell'1-1 che muove la classifica, ma sappiamo che noi dobbiamo recuperare, quindi capisco quelli che dicono dovevamo vincere per forza, che ti metti paura a fare. Va bene, certo io con 0 punti me ne andavo intossicato a casa,
ovviamente, però adesso siamo nella condizione in cui con la Lazio devi vincere per forza, perché non sappiamo e non lo sapremo probabilmente neanche venerdì se la Super League si fa oppure no. E guardate come siamo onesti, noi ci siamo schierati contro la Super League a prescindere per principio, perché era una schifenzia proprio di concetto, quando poi ci va contro a noi. Perché se la Super League si fosse fatta tranquillamente, o se si farà tranquillamente a partire da agosto, la Juventus leader si vanno a fare la Super League e il Napoli insieme all'Atalanta e alla Lazio possiamo anche perdere con la Lazio. Benvenuto Blades Diamond, assolutamente, benvenutissimo. Possiamo anche perdere con la Lazio se la Super League si fa, tranquilli, andiamo in Champions in pompa magna. E invece no, vedete come siamo. Adesso ci dobbiamo buttare il sangue e può essere che non ce la faremo. Però ci troviamo nella condizione in cui adesso è dentro o fuori veramente, perché considerate una cosa. La Juventus deve affrontare il Parma e possiamo solo sperare in un contraccolpo psicologico involontario, inconscio dei giocatori che magari non sapendo tutto questo si sono sentiti ma allora noi non contiamo niente. Un pochino quello che è successo in tutta Europa e i giocatori inglesi si sono fatti sentire insieme agli allenatori e insieme ai tifosi. In Italia un poco meno. Possiamo sperare in questo, ma tu devi per forza fare 3 punti adesso, perché considerate una cosa, se noi pareggiamo la Lazio non ci supera, ma la Lazio deve recuperare la partita con il Torino. Di conseguenza, se poi si mettono pure a pari punti, noi avendo perso all'andata e come abbiamo perso all'andata, se andiamo a pari punti e pareggiamo domani, la cosa è gravissima e quindi perdiamo anche il quinto posto. Non esiste proprio. Quindi unico risultato possibile domani è vincere e quindi che si faccia la partita per vincere anche prendendoci qualche rischio. Ovviamente devi fare le preventive, la fase difensiva e tutte le cose belline. Vi faccio vedere una cosa che mi interessa moltissimo e vi spiego il perché. Anche per dimostrarvi che io non sono disonesto, voi lo sapete, la maggior parte di voi lo sapete, ma c'è sempre qualcuno che ogni tanto viene a stuzzicare la mazzarella e dire ma però tu Gattuso come vivrei il gioco eccetera eccetera. Io li vedete schierati in campo, questi erano i giocatori che sono andati in campo contro la Lazio all'andata, c'era Maksimovic Koulibaly, c'era Mario Rui, io davo anche i voti all'epoca, non li do più. Il voto a Fabian fu basta, tanto che fu assurda la partita di Fabian. Bakayoko, Zielinski, e qua era ibrido ancora, non era bello 4-2-3-1, era ancora ibrido, si stava ancora studiando. Avevamo già delle defezioni importanti, c'era Petagna, non c'era già più Mertens, ovviamente infortunato contro l'Inter. Lozano spostato a sinistra, sentite io che dico, ascoltate bene. Se è vero come è vero che Gattuso probabilmente aveva intenzione di bissare il movimento che aveva fatto Insigne contro l'Inter, perché 3-5-2-1 e 3-5-2 anche la Lazio, certo, e quella cosa funzionava e poteva essere interessante, lo devi far fare a Politano per Lozano. Ma c'è il primo equivoco: se Politano si abbassa qui e riceve, ok? Sì. Per far fare il taglio a Lozano, sì, la prima cosa è che Lozano si trova con il piede debole. Quindi se tu fai il taglio in questa zona qua, Lozano non può andare direttamente a colpire col destro, deve controllare, deve girarsi, deve portarsela sul destro, a meno che non indovina la giocata, fa il tiro di sinistro al volo, ma non è una cosa proprio sua. Ma oltre questo, Politano in questa zona qua avrebbe richiesto Di Lorenzo più avanti come l'ha fatto con l'Inter, fare slittare questi tre, ok? Chiaro. Ma poi qui c'era un intruppo con Fabian che non si muoveva abbastanza. Sarebbe dovuto succedere questa cosa qua, ok? Ma non si può fare, perché Demme lo può fare e l'ha dimostrato con l'Inter, che da mezzala si inseriva anche e copriva bene i movimenti. Bakayoko no. Allora al massimo poteva essere questa la condizione, dove Bakayoko rimaneva centrale e Fabian poteva stare un pochino più defilato. Ma Fabian a sinistra non ci vuole giocare, e ve lo ricordate questa cosa qua? Sì. Allora che cosa succede? Che qua c'era già l'intruppo. Fabian Politano. Politano d'altra parte non scendeva abbastanza, Di Lorenzo non è stato coraggioso come Mario Rui contro l'Inter, quindi questa cosa qua non ha funzionato e partiamo già da questo. Dopodiché in fase di possesso il Napoli era più o meno così, perché Fabian e Bakayoko erano abbastanza vicini, e poi lo sapete che deve avvenire nel 4-2-3-1 che devono stare in linea, non in linea orizzontale, in linea verticale per creare le triangolazioni. Non è mai avvenuto. Vai avanti.
Zielinski fluttuava in questa zona qui, ogni tanto gli capitava anche qualche strappo, qualche tunnel, qualche brioscina, ma non mi è sembrato tanto propositivo. Idem, Lozano in questa zona qua non è Insigne, la fase di non possesso, non recupera la palla come Insigne, non la pulisce come Insigne. Svelto. Allora Mario Rui non si trova, Mario Rui non gliela appoggia, Mario Rui si accentra, non va. Così proprio non va, sono messi male in campo. Petagna fa il suo lavoro sporco, ma comunque non è decisivo. In fase di non possesso ancora peggio, perché in fase di non possesso tu hai due possibilità: 4-1-4-1, ok? Dove alla ricerca del primo pressing Gattuso ce l'ha insegnato, ci vanno Fabian e Zielinski con Lozano e Politano che devono rimanere all'altezza di Bakayoko più bassi. Fermi tutti, perché è belli, è talmente interessante che secondo me sto video ve lo dovete andare a recuperare completamente, ve lo vedete, si chiama Lavagnetta Napoli-Lazio, metto qua lo schema, qua come si chiama, la scheda, Lavagnetta Napoli-Lazio 2-0, Gattuso sbaglia tutto, e quindi non mi si venga mai più a dire che io difendo Gattuso a prescindere, assolutamente no. Ho detto e ho spiegato tutti gli errori di Gattuso in una partita assurda, dopodiché quella partita la perdiamo anche per un regalo di Mario Rui. Ricordiamoci tutte le cose, ricordiamoci che non avevamo i cambi, ricordiamoci che senza Insigne è un'altra squadra, ricordiamoci che c'era Bakayoko e non c'era Demme. A proposito, non ci sarà Demme, ci sarà probabilmente Bakayoko, però ci troviamo di fronte a una situazione diversa. Questa volta abbiamo Mertens, questa volta abbiamo Lozano che può tornare nella zona sua, abbiamo Insigne e abbiamo più consapevolezza tattica, perché questo era il periodo in cui, subito dopo la sconfitta con l'Inter, si è cominciato a mischiare di nuovo le carte senza i giocatori adatti e si è cominciato il declino e la confusione tattica insieme a una marea di infortuni, perché in questa partita si infortunò anche Lozano e si infortunò anche Koulibaly che non si era riposato mai, Di Lorenzo che non si fermava mai, insomma una serie, un subisso di guai, diceva Edoardo, e quindi ecco perché quella partita ci lasciò così scontenti, e io dicevo a fine video spero che questo sia il Napoli più brutto della stagione, perché brutti così da morire non si può. Oggi abbiamo un Fabian completamente diverso e rigenerato, speriamo che Bakayoko non faccia danni, abbiamo Meret ovviamente, la Lazio ci arriva così e così perché pare che Immobile debba stringere i denti, che Lucas Leiva non è al massimo, Luis Alberto dovrebbe recuperare alla fine, hanno i soliti Milinkovic-Savic, devi stare attento a Lazzari, tutta una serie di cose importanti, però hai avuto modo di studiarli, puoi ricordarti degli errori fatti all'andata e hai giocatori in questo momento che rispetto all'andata sono altri giocatori completamente. Quindi ascoltatemi bene, perché qua si parla di campo e abbiamo scherzato la Superlega eccetera eccetera, ed non è un discorso finito assolutamente, perché ritorneremo a parlare di questa cosa qua, perché ancora non è chiaro, dovete punirli adesso, non è che abbiamo scherzato, burle, non è burle, volevate farlo e adesso dovete essere puniti, non è possibile che fate un po' come il sesso, no, l'appoggio solamente, no, non ti sto tradendo, appoggio un pochino però non vengo, insomma lasciamo perdere che questo è un canale dedicato anche ai più giovani, fate quello che dovete fare, signor UEFA, fai quello che devi fare e non scherziamo proprio. E poi voglio vedere anche le altre squadre, perché sento nella notte che anche il Milan e l'Inter pull out, no? Se lo sono tirati prima di eiaculare, e quindi sto aspettando presidente e vicepresidente, Real Madrid, Juventus, le altre spagnuole eccetera eccetera, perché loro devono anche considerare i soci, non è assolutamente da sottovalutare. Nel frattempo la borsa sale, scende, che fa? Sale, scende, ma noi la facciamo salire, ma per farla salire serve un movimento finanziario, lo facciamo il movimento, lo facciamo. Chi mi indovina questa citazione? È facile, quasi. Insomma è campo, ragazzi, è campo, e voglio vedere una partita vera, perché c'era il rischio con la Super League di vedere una partita così e così, quasi di un amichevole senza valore. È una partita vera, sarà una partita vera. Oggi si giocano anche cose che dobbiamo guardare, dobbiamo gufare, dobbiamo sperare, perché ci sono partite importanti, dopodiché domani ce la guardiamo live, perché non possiamo fare altrimenti. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, iscrivetevi al canale Telegram, lasciate un sacco di like, salutate e ringraziate i moderatori, che io questo faccio per voi. Oltretutto ci sono anche delle serate, delle prove che devo fare. Domani andremo in difficoltà. Da New York, Valerio Fluido è tutto, un bacio.
quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose. tutte le cose bellissime. Mi fai il Io caffè. non mi ricordo come mi chiamo.